Sportivi siciliani di TVM Palermo, siamo di nuovo insieme anche per questa settimana per il consueto appuntamento con penalty dedicato al campionato di promozione ma anche al campionato di prima categoria. Il giovedì alle 20:30 parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano ed in questa puntata, eccola qua la schermata, abbiamo il quadro anche di un risultato che si è recuperato mercoledì, cioè ieri, la partita tra Vittoria e Città di Avola 2020. La squadra siracusana che vince in casa del Vittoria. Bentrovati dallo stadio Gianni Cosimo di Vittoria, dove sta per andare in scena il recupero della 21esima giornata tra Vittoria ed Avola. La partita era in programma la scorsa domenica ma è stata rinviata per le avverse condizioni meteorologiche. Squadre che sono già schierate al centrocampo, obiettivi uguali, praticamente sono i 3 punti, vincere per rimanere attaccati al treno delle grandi sia per il Vittoria che per l'Avola. Ecco Romero che prova il lancio ancora per Lucarelli, controllo, rovesciata, fantastica. Intervento in ritardo da parte di Fortunato, c'è la Bruna sulla sinistra, va a puntare un avversario, entra in area, lato corto dell'area di rigore, prova il destro e c'è la respinta. E poi De Jesus che appoggia verso Diogo Fortunato, allarga sulla destra verso Swajkowski, può crossare in aria, lo fa, colpo di testa di Iezzi! In 2 tempi Santillo. Si difende ancora una volta il numero 2 dell'Avola e poi Diop, ancora De Jesus, appoggia centralmente Diogo Fortunato, destro! Palla che va fuori di poco, palla per Iezzi che evita un avversario, cerca l'1-2 con De Jesus, entra in area Iezzi, ancora al limite dell'area, destro, debole. Trattenuta di Gomez, trattenuta di Montefusco, fa continuare l'arbitro, attenzione, scivola Tidiane Diop, Fratantonio, salta Montefusco che lo mette giù, calcio di rigore, attenzione, calcio di rigore. L'arbitro fa rispettare la distanza a tutti i calciatori, parte Alfo con il destro, Montefusco, ovviamente Dos Santos, anche Di Giacomo in area di rigore. De Jesus crossa dentro, colpo di testa mancato, c'è un tocco forza di mano, calcio di rigore per il Vittoria. Per il Vittoria ci è sembrato netto il fallo di mano di Gomez. Parte Dos Santos, la rincorsa del numero 9 del Vittoria, il destro e c'è il gol, pareggio del Vittoria. Ha segnato Flavio Dos Santos. Cross di Alfo, palla dentro, cade un giocatore dell'Avola, era Ricca, ma poi c'è il gol, attenzione, 2-1 dell'Avola, Fratantonio al 43esimo, gol dell'Avola, 2-1, era caduto giù Ricca in area di rigore, corta respinta da parte della difesa del Vittoria, cross in mezzo di Swajkowski per Dos Santos che cade giù tra i 2 difensori centrali. Arriva il triplice fischio del signor Alessi di Palermo al Gianni Cosimo di Vittoria. Avola batte Vittoria 2-1 e si porta a 39 punti, a -1 dal Vittoria, dunque posizioni invariate ma si riducono i distacchi. Il Vittoria nel prossimo impegno di campionato domenica farà visita al Rosmarino, mentre l'Avola riceverà in casa il Città di Mister Bianco. Nella giornata di ieri si è giocata la partita di andata per quanto riguarda la Coppa Italia fase nazionale dedicata al campionato di eccellenza. La squadra dell'Unitas Sciacca giocava in casa del DGS Praia Male. Vittoria per la squadra calabrese. Buon pomeriggio e benvenuti al Mario Tedesco. Oggi di scena la Coppa Italia Dilettanti è entrata nella fase nazionale. Le squadre che stanno per disporsi sul terreno di gioco sono la DGS Praia Tortora e l'Unitas Sciacca. E Sciacca che può cercare di essere pericoloso con questa rimessa. Prova la gittata lunga, palla che sfila Margaritini, poi attenzione, c'è subito il gol di Catanzaro, la sblocca subito lo Sciacca. Una difesa un po' sorpresa, immobile, quella della DGS Praia Tortora, si è lasciata superare, è stato facile il tap-in di Catanzaro
sotto l'incrocio poteva far poco Rendic, si sblocca subito l'equilibrio della gara. Dunque al secondo minuto è Catanzaro che riesce a mettere alle spalle di Rendic, portando in vantaggio la propria squadra. Palla nel cuore dell'area, troppo esterna, la deve inseguire Carbaio, può arrivarci a difficoltà a trovare uno spazio, ma lo trova per Maitini che può andare al tiro. Poi la deviazione, stava per fare il più classico degli autogol Yanné, ma occasione per riequilibrare il match per la DGS Praia Tortora. Garcia, c'è però un rimpallo che favorisce i giocatori dello Sciacca. Margheritina ad allargare per la corsa di Caternicchia. Ora attenzione alla palla in mezzo, Grosso rischia l'impossibile, rischia davvero un autogol. Maitini, la finta sull'avversario, chiama all'avanzata anche Gomez, il cambio per Petrone, buona l'idea per cercare di allargare forse le maglie dello Sciacca. Petrone può andare l'1 contro 1 con Caternicchia, palla dentro per Lentini che fa 1-1, una tassa da pagare per gli avversari. Antonio Lentini che trova il gol del pareggio, è il suo quarto centro con la maglia della DGS Praia Tortora. Match di nuovo in equilibrio con il gol di Antonio Lentini. Intanto sarà Licata ad occuparsi di questo calcio di punizione, Rendic ne vuole 2 in barriera e allora Licata ci prova, Rendic la mette in calcio d'angolo, Jaber verso Gueye, ma stacca Carbaio, la recupera Maitini in 2 tempi, riesce a servire Osso ancora dentro per Lentini, attenzione Lentini, palla traversa e non entra, ma cosa aveva fatto Antonio Lentini? Petrone dentro per Maitini, il colpo di testa per Lentini, subito il raddoppio, si porta in vantaggio la DGS Praia Tortora e succede quello che è successo a inizio gara, subito in gol lo Sciacca. Ora Lentini, il raddoppio, doppietta per il numero 9 della DGS Praia Tortora. Maitini, anzi Lentini lo va a sradicare all'avversario. Ora attenzione Cipolla, fallo di mano, e adesso c'è un fallo di mano di Jaber che costa il rosso al portiere dello Sciacca. La palla arriva al numero 14 Della Rocca che affonda, prova ad andare in aria ancora Della Rocca, il tiro murato all'ultimo istante da Cipolla. Cercheremo di capire quanti saranno i minuti di recupero. Intanto c'è il calcio d'angolo, Bert nel cuore dell'area, la raccoglie fuori Lentini, prova a coordinarsi, Licata lo blocca, palla in mezzo, Maitini, manca il tapin vincente sulla smanacciata di Sabella, occasione per il 3-1, all'indietro poi Della Rocca. Su questa azione si chiude il primo round di Coppa Italia Dilettanti fase nazionale tra DGS Praia Tortora e Unitas Sciacca. Se lo aggiudica la squadra altotirrenica con il punteggio di 2-1, i gol al primo tempo, al secondo minuto il vantaggio dello Sciacca con Catanzaro, il pareggio al 34esimo di Lentini Antonio e ancora Lentini Antonio al primo della ripresa per fissare il punteggio finale su 2-1. Sì, non era coraggio, sicuramente abbiamo iniziato bene, siamo partiti forte. Dopo il gol credo abbia fatto l'errore quello di abbassarci, negli ultimi 20 minuti del primo tempo ci siamo abbassati troppo e non riuscivamo più a ripartire come avevamo fatto all'inizio. Anche nelle uscite abbiamo sbagliato delle cose che di solito non sbagliamo e quindi abbiamo subito un gol balordo perché si poteva evitare. Poi nel secondo tempo abbiamo provato di nuovo ad alzarci un po' di più. Poi purtroppo quando rimane in 10 in partite come questa è diventata veramente difficile perché c'era la paura di prendere anche il terzo gol, quindi non sapevi se dovevi rischiare per andarla a pareggiare oppure di prendere il terzo. Abbiamo avuto anche la palla del 2-2 con Cari alla fine, però anche loro avevano avuto già un'occasione per fare anche il terzo gol, quindi credo che alla fine per come si era messa la partita credo che
che il risultato sia giusto e credo anche che sia stata una bella partita con due squadre che hanno cercato di superarsi. Due squadre simili, due squadre che giocano a calcio, due squadre che hanno provato a superarsi. Io devo fare i complimenti ad Albertaida, ci conoscevamo da calciatore, ci siamo incontrati tante volte da calciatore, adesso ho avuto anche la fortuna di incontrarlo da allenatore, ha fatto un piacere rivederlo e devo fare i complimenti a tutto l'ambiente, alla società del Praia per l'accoglienza che abbiamo ricevuto. È una cosa certa, penso che anche al ritorno riceverete la stessa accoglienza. Adesso voltiamo pagina, parliamo proprio del campionato di promozione e lo facciamo con il girone A. Si è giocata la sesta giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Cus Palermo batte Sport Palermo 2-0, Bagheria Calcio batte 90-011 Bagheria 2-1. Rinviata la partita tra Alcamo 1928 e Mazzara. Fulgatore Borgetto Giardinello 2-2, Montelepre Aspra 0-0, Regina Mundi batte Renzolo Piccolo 5-2 ed infine Valderice Calcio batte Margheritese 2018 2-1. Continua il testa a testa tra Bagheria Calcio e Montelepre. 45 punti Montelepre, 44 Bagheria, 40 Regina Mundi con 35 Cus Palermo, 29 punti per Aspra e Borgetto Giardinello, 26 punti Fulgatore con 23 Alcamo 1928, 21 punti Margheritese 2018 con 16 Sport Palermo, 90-011 Bagheria e Mazzara. 15 punti Valderice Calcio, ultima in classifica Renzolo Piccolo con 11 punti. Mazzara ed Alcamo 1928 debbono recuperare una partita. Io faccio i complimenti all'Aspra perché comunque sono venuti qui a giocarsi la partita a viso aperto. Ci hanno dato grande fastidio, sono stata la squadra ben messa in campo e hanno lottato in maniera quasi esagerata, perché ho visto una squadra che aveva gli occhi di fuori, lottavano palla su palla, quindi faccio loro i complimenti. Noi siamo stati bravi a non subire un tiro in porta, a parte una sola situazione, e siamo stati bravi a rimanere dentro la partita. Io voglio sempre ricordare questa squadra con una carta d'identità giovanissima e quindi faccio un plauso ai miei ragazzi, perché anche se non abbiamo giocato il calcio a cui siamo abituati, io dico di contro che c'era un grande avversario contro di noi oggi in campo, quindi onori e meriti anche soprattutto agli avversari che sono stati bravi a darci fastidio, a lottare palla su palla e a fare diventare una partita sporca, perché poi è stata una partita giocata sempre a ritmi alti, con tanti contrasti, con tanti duelli, e quando è così non è semplice giocare a calcio, però i ragazzi sono stati bravi, l'hanno tenuta lì, hanno provato a vincere fino alla fine, abbiamo avuto le occasioni nitide, però ripeto, credo che il risultato alla fine sia corretto, perché anche l'Aspra non ha demeritato. In questo girone A del campionato di promozione si è già giocato lo scontro diretto, pertanto bisogna attendere adesso le prossime partite per conoscere la squadra che vincerà il girone e passerà la prossima stagione al campionato di eccellenza. Una cosa è certa, la perdente certamente giocherà i playoff. Voltiamo pagina, parliamo del girone B adesso. Anche qui sesta giornata in attesa dello scontro diretto tra Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese. Subito la schermata dei risultati. Messana 1966 batte Città di Mistretta 3-0. San Fratello Acquedolcese batte Valdinisi Calcio 5-1. Nuova Rinascita batte Città di Galati 1-0. Città di Villafranca Aluntina 0-0. Orlandina Calcio batte Atletico Messina 2-1. Promende Calcio batte Sant'Angiolese 1-0 ed infine Monforte San Giorgio batte Sant'Alessio 2-1.
E come ho detto poc'anzi, super distanziate tutte le altre, parliamo del Messana 1966 e del San Fratello Acquedolcese. In attesa dello scontro diretto abbiamo la Messana al primo posto con 51 punti, con 50 San Fratello Acquedolcese, 37 punti Orlandina Calcio, 35 Promende, 32 Città di Mistretta, 31 punti Città di Villafranca, con 30 Monforte San Giorgio, 24 punti Sant'Angiolese e Baldinisi Calcio, 17 per il Città di Galati con 16 Nuova Rinascita, 13 punti Atletico Messina con 10 Aluntina, chiude all'ultimo posto il Sant'Alessio con 6 punti. È un autentico tour de force quello che sta affrontando la Messana in questo febbraio. Dopo il successo sulla Luntina dello scorso weekend, i giallorossi hanno battuto il Niscemi nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione e adesso la formazione di mister Cosimini torna a calcare il sintetico del Sorbello Stadium per la 19ª giornata di campionato. L'avversario è tosto, il Città di Mistretta, quarta forza del torneo, reduce dal 4-2 sulla Promende. Mister Cosimini cambia tanto, più di un calciatore in diffida in vista della sfida con il San Fratello Messana che si schiera allora con Ferrara in porta in difesa. Esordio al primo minuto per Michele Crisafulli, insieme a lui ci sono Misidi e Fragapane. Esterni a tutto campo Bonasera, Giosuè e Mondello. In mediana invece prendono posto Gazzè e Giuseppe Bonasera. Il play è Ferraù in avanti, Cannavò Arena. Si parte col film del primo tempo, sventagliata per Mondello che dopo 2 minuti con il destro pesca Antonio Arena, colpo di testa che però finisce oltre la traversa. 17esimo, Ferraù pesca fuori area Cannavò, dentro da Arena, prova a girarsi il brasiliano, tiro deviato, Mondello con il destro, un miracolo quello di D'Amico che riesce a deviare il pallone in calcio d'angolo. Al 34esimo Salerno, pericolo numero 1 del Città di Mistretta, cerca il pallone in mezzo in area di rigore, sventa Ferrara, allontana la difesa. Al 35esimo l'assolo sul versante opposto di Giosuè Bonasera che se la porta sul mancino, poi pensa alla conclusione col destro, finisce oltre la traversa. Al 40esimo si rivede in zona offensiva il Città di Mistretta con il pallone che viene deviato in area, finisce fuori dove arriva la conclusione di Marguglio. Nemmeno qui la mira è quella giusta. Minuto 41, le occasioni si susseguono. Ferraù sventaglia a destra per Giosuè Bonasera, lo stop a seguire Bonasera, prende il fondo, mette in mezzo Antonio Arena, il controllo non è perfetto e favorisce l'estremo difensore D'Amico. Si resta sullo 0-0, 2 episodi tra 42esimo e 44esimo. Prima il cross di Mondello, il colpo di testa di Cannavò sul palo, fermato l'attaccante in posizione di fuorigioco. 1 minuto più tardi Giuseppe Bonasera, ancora per Mondello, esterno delizioso, stavolta arriverebbe il vantaggio di Cannavò, ma anche in questo caso l'assistente dice che è fuori gioco. E questa è l'ultima occasione del primo tempo che finisce così 0-0 tra Messana e Città di Mistretta, ma brutte notizie da Brolo perché nel frattempo il San Fratello sta battendo la Valdinisi. Partiamo allora col film della ripresa, passano 4 minuti e mister Cosimini decide per un cambio, fuori Arena dentro Barbera. Al 56esimo in campo anche Sheriff Sonco al posto di Mondello. Arriviamo allora al 68esimo, calcio di punizione per la Messana, Barbera e Ferraù sul punto di battuta, dovrebbe andare il mancino, invece no, va Barbera col destro e fa un Eurogol, ancora una punizione vincente, ancora al Sorbello Stadium, entra e spacca la partita Cristian Barbera, portando avanti la Messana in un match molto complicato col Città di Mistretta. Arriviamo al 75esimo, il tentativo di risposta degli ospiti, triangolo tra Gambino e Rinaldi, chiude tutto Ferrara che dice no al numero 19, minuto 76. Sonco viene liberato a destra, lungolinea per Bonasera, si inserisce alla perfezione, toccato alle spalle, conseguente ed evidente calcio di rigore in favore dei giallorossi. Sul punto di battuta si presenta Cannavò che batte D'Amico con questo destro incrociato, palo rete, gol del 2-0 della Messana, minuto 81, e ancora Cannavò che potrebbe trovare il gol, ma l'azione inizia da lontano con questa uscita di Misidi, palla al piede, Cannavò fa correre Barbera, letteralmente impazzito sull'auto mancino. Barbera che vede con la coda dell'occhio l'arrivo a rimorchio ancora di Cannavò che colpisce e mette di un soffio al lato, sfiora il 3-0 la Messana, un 3-0 che è destinato ad arrivare perché nel frattempo esce Cannavò ed entra il classe 2007 Sottile. Siamo nei minuti di recupero, 93esimo, Santo Salerno su calcio di punizione, Ferrara mantiene, porta inviolata e conquista l'ennesimo clean sheet di questa stagione. Dall'altra parte Sonco per Sottile, 1 contro 1 col
difensore, lo lascia secco Sottile che mette sul secondo palo, ringrazia Barbera, gol delle 3-0, doppietta di Barbera che ovviamente dà tutti i meriti a Salvatore Sottile. Nel frattempo è anche triplice fischio al Sorbello Stadium perché la Messana fa quello che deve, batte il Città di Mistretta e si presenta a una settimana dalla gara decisiva contro il San Fratello con un punto di vantaggio in classifica. E dopo il girone B, adesso è la volta del girone C, dove continua ancora a tutti gli effetti la possibilità per entrambe di vincere il girone. Parliamo di Camarat 1972 e parliamo anche del Giarre. Il Camarat ha usufruito già del suo turno di riposo, mentre invece il Giarre dovrà recuperare la prossima settimana la partita contro il Santa Domenica Vittoria. Ma guardiamo i risultati di domenica.
Belpasso 2014 batte Serra di Falco 1-0. Gemini Calcio batte Casteltermini 2-1, Nicosia batte Santa Venerina 2-0, RSC Riposto batte San Pietro Calcio 4-2, Villarosa San Sebastiano batte Aragona 2-1. La partita Giarre Santa Domenica Vittoria verrà recuperata giorno 19. Ha riposato il Camarat 1972. In attesa del recupero della partita del Giarre, questa è la classifica dove comunque continua a rimanere in testa il Camarat con 40 punti, 39 punti per il Giarre Calcio, con 34 Nicosia, con 29 Gemini Calcio, 28 punti Belpasso 2014, con 27 Aragona. 26 punti Villarosa San Sebastiano con 21 Santa Venerina, 20 punti Santa Domenica Vittoria con 18 Casteltermini, 16 punti Serra di Falco con 14 RSC Riposto, ultimo posto per il San Pietro Calcio con 1 punto. Il Nicosia continua la sua marcia trionfale nel campionato di promozione conquistando la quinta vittoria consecutiva contro il Santa Venerina. Con il risultato di 2-0, la partita valida per la 19ª giornata ha visto i biancorossi di mister Piconi imporsi grazie alle reti di Garcia e Spitaleri nel finale di gara. La partita si è rivelata più complicata del previsto per i padroni di casa e Santa Venerina si è dimostrato subito pericoloso al primo minuto con Valenti che ha sfiorato il palo alla destra di Navarro. Il portiere del Nicosia è poi stato chiamato in causa diverse volte, in particolare al 28esimo su un tiro da fuori area e al 41esimo in un'uscita non perfetta sul calcio d'angolo, fortunatamente senza conseguenze. La svolta della partita è arrivata nel finale al 78esimo, De Los Santos ha impegnato il portiere avversario con un tiro da fuori area e all'82esimo lo stesso De Los Santos ha battuto una punizione che ha portato al gol di Garcia nella mischia successiva. Il 2-0 definitivo è arrivato al 92esimo con un potente destro da fuori area di Spitaleri non trattenuto dall'estremo difensore ospite. Nonostante il Santa Venerina sia riuscito a contenere il Nicosia per gran parte dell'incontro, i biancorossi hanno conquistato 3 punti fondamentali che consolidano il loro terzo posto in classifica. Nel prossimo turno il Nicosia affronterà in trasferta il Gemini, quarto in classifica con 29 punti, in una sfida che si preannuncia cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. All'andata il Nicosia si impose con il risultato di 2-0. Ritrova il feeling con la vittoria dopo 2 passi falsi e di stretta misura batte il Serra di Falco a caccia di punti per salvarsi. Così il Belpasso, alla sesta di ritorno, 3/4 di campionato alla rush finale, supera un avversario agguerrito e lo fa soffrendo i disperati assalti nell'ultimo quarto d'ora, pensando a 15 giorni fa in quell'1-1 col Santa Venerina, dal grande rammarico. Nella settimana di polemiche e veleni causa infausta direzione arbitrale, con annessa sconfitta a San Giovanni Gemini, gli arancioni di casa, come ormai da maglia di rappresentanza, si presentano con il ritrovato Agostino Gallo a centrocampo con Marino a spingere a destra e Falsa Perna più indietro, confermando da parte del tecnico Gaetano Di Mauro viaggio centrale. Subito la rosa è impegnato dal mancino da fuori di Nuccio durante le fasi di studio di questa partita, poi molto Belpasso che con insistenza cerca il vantaggio e lo fa in un quarto d'ora abbastanza vorticoso negli attacchi che portano Luca allo scambio con Inserra vicinissimo a centrare la porta in scioltezza e poi Marino in combinazione con Falsa Perna all'espressione di una supremazia e di una determinazione tipica di chi vuole urgentemente il riscatto ma per eccessiva precipitazione si perde all'ultimo metro. Il gol arriva ma sul rigore, al 18esimo cross di Marino per Castelli che di sponda cerca la spalla d'attacco, Toledo lo atterra, 11 metri per il Belpasso, grande opportunità per sbloccarla e vincerla per Marco Inserra, l'opportunità di segnare ancora con una certa continuità e così, destro teso 1-0, questo è il gol partita al Nuccio Marino, quinto personale per il centravanti in stagione. A proposito di questo ruolo, piano piano sta recuperando dall'infortunio Marzio Lopresti, oggi per lui panchina, altra freccia nell'arco di Di Mauro per il final countdown stagionale. Gol che potrebbero essere 2 per Inserra quando lanciato da Alberio e prolungato da Castelli si fa ipnotizzare in diagonale da Lipani. Quindi ancora Luca sotto porta in questa azione iniziata da Falsa Perna e Marino. Trova il portiere del Serra di Falco ancora sulla strada della gioia e Tenea. Così il 2-0 rimane puro sogno. Quindi ennesima palla smistata da Gallo dalla zona nevralgica del campo. Castelli se la gioca a sinistra con Cannone a rimorchio. Convergenza da parte del numero 7 destro dal limite, stracolmo di effetto che però non fa male. Al 35esimo primo cambio del Belpasso, più esperienza in mezzo al campo con Tirri al posto di Alberio. Ripresa
Luca Lanciamarino che sguscia a destra è noto, è costretto ancora a blindare la porta. Poi è il turno di Inzerra, non approfittarne ma da posizione in realtà complicata su questo buco del portiere ospite dopo cross da sinistra di Cannone. Notizie del Serra di Falco solo con Danca che sul tiro dal limite si imbatte con la sicurezza di Viaggio che gli deve il pallone in calcio d'angolo. Il tutto sempre dentro quasi 70 minuti marcatissimi da parte del Belpasso perché la predominanza appare ancora netta in campo e Marino esalta i riflessi di Lipani confezionando l'ennesima palla gol di questa domenica più un tiro da 20 metri che non va di molto oltre il palo sinistro del Serra di Falco. Che succede a questo punto? Che gli ultimi 20 minuti sono fonte di incognite e gli avversari lo intuiscono. Milizia è freddissimo come il clima generale nell'evitare un tu per tu tra Donofrio e La Rosa. Poi Falsaperna è abile a sbarrare la strada a Nacci, costringendolo a un tiro tutt'altro che pericoloso. Così, al secondo di recupero, di fronte a un Belpasso che da 20 minuti è in affanno e bada alla gestione del prezioso vantaggio, l'unica vera e propria chance con la C maiuscola fa venire gli incubi ai padroni di casa. La sigla Rizzo che imita l'eccesso di imprecisione sotto porta degli avversari e fallisce di fatto l'uno pari. Finisce dunque 1-0 per il Belpasso, 28 punti, quinto posto in promozione girone C, il turno di riposo per squadra da effettuare alla prossima. E tra 2 settimane nuova gara interna col Casteltermini, anch'esso in lotta per rimanere a galla. Poi il gran finale, la caccia ai playoff per i biancazzurri etnei, 10 punti permettendo rispetto alle battistrada, è adesso apertissima. Classifica dunque abbastanza incompleta per quanto riguarda questo girone C del campionato di promozione. Vedremo adesso poi dopo il recupero cosa succederà. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone D. Rocambolesca vittoria dell'Atletico Megara 1909 nei confronti dell'Aci Bonaccorsi. Adesso la classifica è ancora più corta tenendo presente che comunque il Niscemi deve recuperare una partita. Priolo FC batte Aci Galatea 2-0, Atletico Megara 1908 batte Aci Bonaccorsi Calcio 6-3. Notocalcio batte Città di Canicattini 2-0. Vittoria del Frigintini 2-1 contro l'Aci Catena Calcio. Rinviata Vigorgela Santa Croce. Pro Ragusa batte Gimini Cascordia 1-0, partita sospesa tra Niscemi FC e Scicli dopo il primo tempo con il risultato parziale di 3-0 a favore del Niscemi. Niscemi che ha comunque recuperato ieri la partita contro il Città di Canicattini vincendo. Diamo uno sguardo anche alla classifica, in base anche al recupero di mercoledì, Niscemi ancora in testa, a seguire abbiamo l'Atletico Megara 1908 con 44 punti, 36 punti per il Pro Ragusa, con 34 Priolo FC, con 31 Notocalcio, 28 punti Vigorgela, 27 Aci Catena Calcio, 21 punti Gimini Cascordia, con 20 Santa Croce ed Aci Bonaccorsi Calcio, 19 punti per lo Scicli, 17 Frigintini, 15 Aci e Galatea, ultimo posto per il Città di Canicattini. No, diciamo che oggi abbiamo incontrato una squadra ben messa in campo come quella del Canicattini. I ragazzi oggi hanno fatto, come dici tu, col minimo sforzo abbiamo trovato la vittoria. Abbiamo giocato la nostra partita attaccando, creando occasioni da gol. Però devo farci complimenti ai ragazzi, non è facile giocare ogni 3 giorni, partite rinviate, partite non rinviate, diciamo che è come se quasi staccarsi dal campionato. Già questa ce la siamo tolta davanti, adesso cerchiamo di pensare al Santa Croce domenica. Sì, oggi abbiamo fatto esordire un ragazzo della Juniores, Francesco Moggeri del 2005, poi abbiamo concluso la partita con parecchi under, questo per il buon lavoro che ha fatto il mister della Juniores, e dunque questa linea verde fa ben sperare per il futuro. Vincere quasi tutte le partite che ci vengono davanti, perché dietro non mollano, e dunque noi dobbiamo assolutissimamente domenica fare una vittoria a Santa Croce
e passo dopo passo avvicinarci il più possibile all'obiettivo. Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, abbiamo messo un po' il piede sull'acceleratore, abbiamo fatto il secondo gol e poi abbiamo gestito la partita. Il mister ha la fortuna quest'anno di avere, anche per merito suo, 20 giocatori quasi tutti allo stesso livello, quindi vuoi non vuoi, tra coppa, tra infortuni, influenze, turnover, quindi dà la possibilità di giocare a tutti. L'importante è che in campo, quando veniamo chiamati in causa, chi gioca meno, chi gioca di più, diamo il massimo, rispettiamo la maglia e conquistiamo fortunatamente sempre 3 punti. Questa è la cosa più importante. Risultato finale 6-3 per il Megara, però è anche vero che dobbiamo dire le cose come stanno. Intanto partiamo dalla squadra che credo abbia disputato una grandissima partita e poi tutto il resto. Sicuramente abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi non posso rimproverare niente perché hanno condotto la partita dal primo minuto al 95esimo. E perciò escono mortificati da un arbitraggio scandaloso, un arbitraggio che è partito dal primo minuto, quando loro dopo 10 minuti di nostro assedio inizio gara hanno fatto semplicemente un grosso dentro area e non si è capito perché l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore, poi gliene ha dato un altro, poi ha dato 2 gol in fuorigioco e poi ha condotto una partita e ha espulso il nostro giocatore. Una partita a senso unico, non c'era nessun motivo che lui facesse questo tipo di atteggiamento, però purtroppo accettiamo, fra virgolette. Io mi appello a Palermo, non so chi designa gli arbitri, veramente è una situazione imbarazzante per loro e non gratifica i sacrifici che fa una squadra, un allenatore, una società, perché è veramente vergognoso. È impossibile che questo risultato è reale, non è possibile. Chiaramente ha mortificato la terna arbitrale, i miei giocatori, che a fior di sacrifici hanno fatto 3 gol su azione, con 2 calci di rigore inventati, con 2 gol in fuorigioco quando eravamo ormai in 10 uomini, perché gratuitamente stava preparando anche l'altra espulsione l'arbitro, non ci è arrivato perché a quel punto io devo pensare anche alla prossima partita che abbiamo in casa col Canicattini e mi sono tutelato altri 2 giocatori, se no me li mandavo fuori. Non capiscono che rompono gli equilibri a una squadra, a una società che fa sacrifici, rompono gli equilibri perché c'è un percorso a livello tecnico che abbiamo fatto con i ragazzi e sono contento, l'abbiamo continuato, oggi siamo stati bravissimi. Chiaramente poi fra tutto quello che già ho raccontato e poi diventa impossibile giocare 14 contro 11. Abbiamo dunque chiuso lo spazio dedicato al campionato di promozione, adesso riflettori puntati invece sui 6 gironi del campionato di prima categoria.
Continua la marcia inarrestabile della capolista Pro Falcone che inanella la 9ª vittoria consecutiva e vede sempre più vicino il traguardo della promozione. Uomini di corso che impiegano soli 8 minuti per aprire il match grazie a Carini che di sinistro batte Giuttari per la rete dello 0-1. Numero 9 Ospite che stavolta di testa su assistenza di Trovato batte per la seconda volta all'estremo di casa indirizzando il match al minuto 22. Prova a scuotersi la squadra di Bonfiglio e grida al penalty in 2 occasioni, sempre con Ricciardello. La prima per un presunto contatto in aria con Genovese e nella seconda sempre 2 a contatto con il fischietto Acese che opta per la simulazione del 5 di casa. Scampato il doppio pericolo arriva il tracollo per il Sinagra che alla mezz'ora subisce il tris, grazie all'astuzia di Trovato che beffa Giuttari dalla distanza su palla inativa. Insiste la capolista e Genovese tenta l'ennesimo gol, ma sfera che finisce fuori. Break del Sinagra e Ricciardello calcia ma senza fortuna al 35esimo. Il tempo si chiude con la rete del poker dei biancoazzurri che in contropiede mettono a referto la rete di Sciliberto su appoggio di Carini. La ripresa si apre con la rete del pokerissimo dei ragazzi di corso. Ancora protagonisti Carini che crossa e Sciliberto che a porta sguarnita segna la sua doppietta giornaliera e soprattutto la 12ª realizzazione stagionale, 7ª nelle ultime 6 disputate. Gara archiviata con i ragazzi di casa che mostrano molta abnegazione ma poco costrutto. Ci provano al 70esimo ma con Bregu che si rifugia in corner. Dalla parte opposta invece opportunità per arrotondare il tabellino col penalty fischiato dal fischietto Acese. Maggio dagli 11 metri ipnotizzato da Giuttari. Sulla respinta capovolgimento di fronte e Radici si allunga la sfera favorendo la respinta del portiere falconese. Estremo Ospite che con un po' di affanno disinnesca la minaccia su punizione di Ricciardello al 78esimo. Ultima occasione sinagrese per il gol della bandiera a 5 dalla fine, ma l'incrocio non trova la porta di Bregu che la mantiene inviolata per la 12ª settimana su 17. Finisce con i 3 punti pesantissimi della capolista adesso a +8 dalla Futura e con una giornata in meno alla chiusura del campionato. Tempi cupi per il Sinagra che subisce l'ennesima sconfitta stagionale, piomba in penultima posizione e complica ulteriormente il percorso verso la permanenza nel campionato di prima categoria. Sesta giornata del girone di ritorno nel girone D del campionato di prima categoria. Al Marullo del Rione Visconte la Nuova Peloro ospita il Città di Linguaglossa. Recupera palla Zappalà in mezzo al campo, allarga il gioco sul compagno, si sviluppa adesso a sinistra con Mavica, l'azione del Città di Linguaglossa, la conclusione a giro e la palla scheggia la traversa e termina sul fondo. Non ha un controllo felice Alessandro Arena, cattura palla Gabriele Locastro che calcia Cristian Arena, poi la palla resta lì ancora Arena su Cagegi ma era fuori gioco per il signor Calanna. Prova a ripartire il Città di Linguaglossa, Zappalà, gran palla in verticale, lo stop sul filo del fuorigioco di San Filippo che non sbaglia con il mancino. Dubbi sulla posizione di partenza del 22 in maglia bianco-rossa. Tutto regolare per il signor Calanna, fatto sta che il Città di Linguaglossa ha sbloccato il punteggio al Marullo. San Filippo allarga il gioco a destra, sale Fichera, il tocco su Gabriele Locastro che la mette dentro. C'è un contatto dentro l'area piccola, è tutto regolare, alimenta l'azione Mavica, il traversone dentro con i pugni Cristian Arena, poi Mattia Manciagli al limite dell'area.
Alessandro Arena allarga il gioco a sinistra, lo scambio col compagno che non si chiude, Caggegi conquista palla, allarga su San Filippo che se la sposta sul mancino, ancora San Filippo, palo interno spettacolare a un passo dal raddoppio e dalla doppietta personale San Filippo. Adesso ancora San Filippo sta sbagliando tanto, la nuova Peloro, la conclusione con il destro di Mavica, si allunga Cristian Arena e mette in calcio d'angolo. Caggegi, il tocco su Mavica che punta Monteleone, Mavica la mette dentro, la palla sfila sul secondo palo, non ci sono deviazioni, non ci arriva San Filippo, sarà rimessa dal fondo. San Filippo sul punto di battuta sul primo palo, poi la palla resta lì, spazza l'aria in qualche modo la nuova Peloro, alimenta l'azione il solito Mavica che si accentra, può esplodere il destro, in tuffo Cristian Arena. E c'è il primo cambio, fuori Mattia Manciagli, dentro Milici, prova a dar peso all'attacco mister Chillè. Peditto, azione il motorino, è messo giù in scivolata da Sauta. Attenzione al provvedimento disciplinare, secondo giallo per il numero 19 in maglia biancorossa. Città di Lingua Grossa quindi in 10. San Filippo, il tocco su Gabriele Locastro. Al centro la conclusione di D'Angelo, potentissimo il sinistro che sibila un passo dal palo. Esposito subito nel vivo della manovra, il tocco su Papale e la mette dentro per Tati, ma Nino Lafauci fa un capolavoro, una gran parata vicinissima al pareggio la nuova Peloro. Raffaele Manciagli allarga il gioco sul settore di destra, il traversone dentro sul secondo palo, colpisce Velardi tutto solo ma manda al lato. Il rinvio lungo di Nino Lafauci, non c'è più tempo, arriva il triplice fischio del signor Calanna. Il Città di Lingua Grossa con un primo tempo eccellente sbanca il Marullo, ma nella ripresa la nuova Peloro avrebbe sicuramente meritato il pareggio. Forcing anche in superiorità numerica che però non si è concretizzato nonostante le tante palle gol create.
Un'attesa lunga 3 anni e che sa tantissimo di rinascita calcistica e in generale sportiva nella città del Pistacchio. Bronte rivede la seconda serie regionale e torna in promozione, una categoria persa per rinuncia nell'estate del 2022. Poi il tempo di riordinare idee, aspetti dirigenziali ed economici e il progetto di rilancio del calcio rossonero. L'estate scorsa, per volontà degli imprenditori Michele Messina e Francesco Spitaleri, l'acquisizione del titolo della Tremestierese, militante in prima categoria. Conduzione tecnica affidata a un simbolo della comunità brontese come Gianluca Catania, coadiuvato da un altro uomo storia come Ignazio Orefice. Un organico di assoluto spessore, la promozione centrata a 5 giornate dalla fine e a suon di record nella vicina Maletto, lo stadio Bonina da cui vi documentiamo la festa eroica nel segno delle avverse condizioni meteo, mentre si attende di tornare in città al termine dei lavori di ristrutturazione dell'impianto Nunzio Calì. Una squadra che non ha avuto rivali in questa stagione, almeno sino alla giornata numero 17 e alla partita con la Virtus Etna a cui si riferiscono le immagini. 15 vittorie e 2 pari sin qui, 14 le affermazioni consecutive per l'intera andata e una parte del ritorno. Nessuna sconfitta, miglior attacco con 50 reti e miglior difesa. Il tutto a 5 giornate dalla fine è un record che quindi può soltanto essere migliorato. Una domenica di mezzo febbraio tanto attesa, dicevamo, dal verdetto annunciato sì, ma iniziata non al meglio con il gol dei mascalesi a firma di Giuffrida su calcio di punizione a metà del primo tempo. Poi la decisa reazione per non rovinare la festa, delle avvisaglie alla porta ospite come questa su punizione di Martelli e la conquista del pareggio al 43esimo, giunto su calcio di rigore decretato per atterramento ai danni di Federico Catania. Rigore di uno dei due bomber di professione, Alfio Ruffino, chiamato insieme a Marco Saccullo a suggellare la rinascita. 1-1 al termine del primo tempo. La ripresa è il momento dell'exploit definitivo che completa l'arrivo al traguardo. Si parte con un lancio di Tonio Refice, 47 anni e non sentirli in quella difesa che ne ha presi solo 11. Martelli largo su Prestianni che sfiora l'incrocio. È l'antipasto del sorpasso che sta girando attorno alla porta del Bonina lato sud da diversi minuti. E per Prestianni non si materializza dopo lavoro di Catania, Ruffino, Scafiti, Saccullo, Spitaleri e Meli sotto porta. Fiato alle trombe dei caroselli auto al 15esimo, punizione di Martelli, irruzione aerea di Matteo Spitaleri e il sorpasso è servito. Il Bronte è avanti per 2-1, adesso la matematica c'è tutta, del salto in promozione. E viene certificata 5 minuti più tardi, sempre dallo stesso numero 8 rossonero, pronto a scattare sulla sponda di Saccullo, lanciato da Piazza, e siglare il 3-1. Missione compiuta per la 15ª volta quest'anno e allora non resta a questo punto che il tempo per il possibile poker di Ruffino, che sfugge per poco e per un controllo tra i pali di Citriglia su tiro da lontano di Giuffrida. Chi manca all'appello se non Saccullo poteva non partecipare attivamente alla festa mister 16 gol in stagione e sempre al comando della classifica cannonieri del girone di prima categoria? No, e infatti punizione di Catania nel recupero e colpo di testa a completare il di festa. Il Bronte torna in promozione grazie anche a lui da accompagnare ai protagonisti che abbiamo passato in rassegna più Leanza, Daguino, Ciraldo, Sottosanti, Castiglione, gli under Pappalardo, Guarnera, Strace, Musarra e Marino. A Bronte, con questa rinascita calcistica, la prima bandierina del nuovo progetto 2024-2025
al primo anno di nascita ha iniziato a sventolare trionfalmente. Con le classifiche di risultati nonché le immagini del campionato di prima categoria chiudiamo qui lo spazio settimanale sul canale 19 di TVM Palermo di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente giovedì prossimo 20:30 canale 19 ancora per parlare di calcio dilettantistico siciliano. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere.